Su TVM Palermo l'appuntamento con Penalty, ogni mercoledì alle 15:30 ed il giovedì alle 21. Parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto! La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Sportivi di TVM Palermo, ben trovati con Penalty. Ieri in onda alle 15:30 con la prima parte per parlare di Serie D ma anche di eccellenza, mentre invece oggi seconda parte in onda alle 21 per continuare a parlare di calcio dilettantistico siciliano ma con i riflettori puntati sul campionato di promozione ma anche sul campionato di prima categoria. Si è giocata comunque ieri una partita nel campionato di Serie D valevole per i 16esimi di Coppa Italia. Guardiamo subito la schermata ed il servizio. Sì, abbiamo disputato ancora una volta una buona gara, una buona prestazione. Ho visto l'atteggiamento giusto anche oggi e questo è segno di maturità. È una squadra giovane e le squadre giovani spesso ti sorprendono. Dobbiamo continuare su questa strada anche perché per noi la Coppa Italia è prestigio, ma quello che interessa di più è il campionato. Già da oggi bisogna pensare alla partita di domenica. È una squadra che ha un organico importante come è giusto che sia, una città come Messina. Non guardiamo la classifica perché onestamente rende poco a quello che è il contesto messinese e quindi per noi sarà una partita difficile contro un avversario in forma, in salute, che ha raggiunto risultati importanti. Sicuramente stanno facendo il duo Romano-Martello, stanno facendo un grande lavoro. Ripeto, l'atteggiamento della squadra, un atteggiamento garibaldino, coraggioso come lo hanno sempre avuto. Ed è chiaro che cominciamo ad avere anche qualche idea di gioco. Non faccio mai complimenti ai singoli perché a mio parere quello che fa la differenza è il gruppo. Il singolo deve dare il massimo affinché il gruppo vada avanti, però ti ripeto, sono tutti ragazzi interessanti, tutti ragazzi giovani, abbiamo una grande prospettiva e bisogna lavorare come stiamo facendo. Il mio primo gol in carriera, quindi me lo ricorderò, però soprattutto sono felice di aver contribuito alla vittoria. Siamo un gruppo umile che lavora con tanto impegno. Lo dedico questo gol alla mia famiglia, alla mia ragazza, alle persone che mi stanno vicino, con l'umiltà sempre di lavorare. Siamo un gruppo che può fare veramente bene. Sì, la Coppa Italia sicuramente è una competizione che ti può mettere in mostra e noi stiamo facendo bene, stiamo andando avanti. Ora comunque faremo gli ottavi di finali, quindi è sicuramente una bella vetrina. Certo, sicuramente a Messina è una partita impegnativa, però niente, penso il riposo è fondamentale e poi da domani si inizia di nuovo a spingere in vista di domenica. Sicuramente la cosa fondamentale è il passaggio del turno. Dopo comunque che ci hanno pareggiato non era facile ripassare in vantaggio, quindi comunque complimenti a tutti, bravi davvero tutti. Per quanto riguarda la doppietta è sempre bello comunque fare gol, ritornare a fare gol, meglio con una doppietta e ho aiutato la squadra, quindi perfetto così. Ma guarda, il mister sicuramente sa come farci ruotare in maniera perfetta, quindi ci sono stati dei cambi, è stato comunque tutto molto bello, adesso ci prepariamo per la prossima. E dopo questa parentesi iniziale dedicata al campionato di Serie D con il turno infrasettimanale di Coppa Italia, adesso parliamo di promozione e partiamo subito con il girone A.
Si è giocata la quarta giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Alcamo 1928 batte Aspra 2-0, Aragona Calcio batte Mazara 1946 3-0, pareggio tra Camporeale Calcio e Salemi 1-1 il risultato finale. Città di Marineo Calcio batte Terasini Mundi 3-1, Fulgatore batte Città di Casteldaccia 5-1, Gemini Calcio batte Casteltermini 2-1, Margheritese 2018 Valderice Calcio 0-0 ed infine Sport Palermo batte Atletico Partinico 3-1. In questo girone A del campionato di promozione abbiamo solitaria in vetta la squadra del Gemini Calcio con 10 punti, ma guardiamo la schermata. Con 9 punti Fulgatore, Alcamo 1928 e Sport Palermo, con 8 Aragona, 7 punti Atletico Partinico, Città di Marineo Calcio, Margheritese 2018 e Mazara 1946, con 5 punti Salemi, 4 punti per il Camporeale Calcio, con 3 il Casteltermini, 2 punti Valderice Calcio, 1 punto per Aspra e Terasini Mundi. Chiude la classifica il Città di Casteldaccia con 0 punti. Sì, molto soddisfatti, infatti faccio i complimenti ai ragazzi perché lasciamo stare la vittoria, i 3 punti, però oggi bene tutto, bene per come abbiamo giocato, per come abbiamo dato il campo, a livello tecnico, tattico, atletico, quindi anche con la testa eravamo pronti ad affrontare un avversario difficile che veniva qua sicuramente con la fame di punti, ma ha trovato, diciamo, secondo me un Alcamo agguerrito che tanto merita a questi ragazzi. Ci alleniamo tutti bene, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma poi è la fame, diciamo, la fame che se tu vuoi vincere quella gara no, è tutta una questione di mentalità secondo me il calcio. L'ho detto prima all'inizio della gara, in un mese affronteremo 9 gare perché ci sono dei turni infrasettimanali come quello di Casteltermine e c'è anche i turni infrasettimanali di Coppa contro il Valderice, quindi in queste gare riusciamo a capire quello che noi siamo e vogliamo fare. Siamo pur sempre un gruppo giovane, dobbiamo mantenere l'umiltà che ci contraddistingue e preparare una gara difficile come quella di Mazara che ci aspetta domenica. Ma è stata una partita molto dura e abbiamo incontrato una squadra davvero forte, ben messa in campo e molto strutturata fisicamente. Però sapevamo di poter arrivare al risultato dei 3 punti perché in settimana abbiamo lavorato davvero bene, con grande voglia e quindi ci credevamo fin dall'inizio. È già da martedì che crediamo di poter fare 3 punti. Abbiamo messo la rabbia che ci è mancata un po' a Valderice e a Bagheria contro l'Aspra perché abbiamo lasciato qualche punto, perché abbiamo sciupato qualche occasione in più in zona gol, però oggi abbiamo recuperato. Abbiamo incontrato davvero una buona squadra e quindi abbiamo fatto per una grande prestazione. Oggi secondo me l'Aragona ha dimostrato di essere davvero una grande squadra, perché al di là del risultato, quando io vedo la squadra che al 92esimo ancora viene a fare pressione alta, vuol dire che pian pianino sta acquisendo la mentalità vincente che è quella che serve poi per fare un certo tipo di percorso. Io vedo questi ragazzi che lavorano durante la settimana in maniera davvero importante, con una grandissima applicazione, una grandissima intensità, e poi la domenica lo si vede. Probabilmente ci manca qualche punto perché nelle 2 gare fuori casa potevamo raccogliere qualcosa di più per, diciamo, il tipo di gioco espresso, però siamo felici perché se continuiamo noi a giocare in questo modo sarà dura per le altre batterci. Il gioco espresso della squadra, l'impegno, la cattiveria agonistica, e questo è quello che più ci riempie d'orgoglio. La gente mi vede per strada e non vedono l'ora la domenica di scendere al campo per vedere l'Aragona, e questa, credetemi, è la cosa che più mi inorgoglisce. Sì, è chiaro che anche nelle vittorie belle bisogna andare a spulciare quello che si poteva fare meglio. È chiaro che se devo rimproverare oggi qualcosa alla squadra è la poca cattiveria sotto porta, perché oggi abbiamo costruito un'infinità di palle gol. Il risultato, secondo me, potevamo metterlo al sicuro anche molto prima, però oggi la squadra ha giocato di qualità, di quantità, di intensità, di applicazione. Diciamo che tutte le consegne che io e lo staff abbiamo dato nel fine settimana sono state rispettate in pieno.
Credo che siamo in linea con i programmi, è una squadra che oggi non ho visto la classifica ma penso che ha scalato qualche posizione classifica. L'obiettivo è sempre quello di stare con i piedi piantati a terra, lavorare sodo. Mi viene da ridere quando qualcuno pensa che questa squadra non si allena, una squadra che durante la settimana, pur con le intemperie del tempo, è stata sempre presente al Totorusso, rischiando anche l'incolumità fisica. È una squadra che ha grandissima voglia di lavorare, di migliorarsi, mi seguono, questa è la mia più grande soddisfazione, oltre al risultato, la classifica e la prestazione. È il momento adesso di parlare del girone B. Domenica si è giocata la quarta giornata di andata, ecco la qua la schermata dei risultati. Orlandina Calcio batte Futura 7-1, Città di Villafranca batte Promende Calcio 1-0, pareggio tra Monforte San Giorgio e Sant'Angiolese. Vince fuori casa il Lascari Cefalù 1-0 contro la Nuova Rinascita. Aluntina batte Comprensorio del Tindari 3-1, Nicosia batte Città di Galati 5-0, Profalcone batte Gangi 3-1 ed infine Torregrotta 1973 batte Città di Mistretta 5-1. Una sola squadra in vetta in questo girone B del campionato di promozione, parliamo del Città di Villafranca. Infatti la troviamo al primo posto con 12 punti, con 10 Lascari Cefalù, 9 punti Futura, con 8 Orlandina Calcio, 7 punti Nicosia, Profalcone ed Aluntina, 6 punti Promende Calcio e Città di Mistretta, con 4 punti Torregrotta 1973 e Monforte San Giorgio, con 3 punti Sant'Angiolese e Gangi, 2 punti Nuova Rinascita, 1 punto Città di Galati, ultima in classifica con 0 punti il Comprensorio del Tindari. Continua la marcia trionfale delle Città di Villafranca di mister Caragliano, che al Comunale centra la quarta vittoria consecutiva battendo la Promende e volando solitari in vetta al girone B di promozione. A decidere il match è ancora Jacopo Errante, letale alla mezz'ora del primo tempo con il gol che vale 3 punti e il suo terzo sigillo in 4 gare. Una prova di solidità, carattere e concretezza per i biancoverdi, che con questo successo toccano quota 12 punti su 12 e confermano di essere la squadra da battere in questo avvio di stagione. No, sensazioni sicuramente positive, perché comunque affrontiamo una squadra organizzata, l'abbiamo preparata bene in settimana, però io non avevo dubbi per i miei compagni che fino all'ultimo hanno lottato e abbiamo portato a casa la vittoria, che è importantissima e fondamentale. Adesso pensiamo alla prossima. Diciamo che vale sempre 3 punti, però giustamente pure per il mister, il direttore e tutta la dirigenza, farli stare così fino al 90esimo è dura, però va bene così. Ieri ho fatto 38 anni e dopo qualche anno ho ritrovato un gruppo forte, ma non che sono da meno di qualità, ma mentalmente remiamo tutti nella stessa direzione e mi ha dato forza di continuare. Perciò secondo me intanto magari retorica, uno dice il gruppo, però c'è davvero un gruppo dentro e fuori dal campo. Il Nicosia torna a giocare nello stadio Stefano Lamotta dopo 3 anni e mezzo e lo fa nel migliore dei modi, travolgendo 5-0 il Città di Galati nella quarta giornata del campionato di promozione. Nonostante le porte chiuse, i biancorossi hanno offerto una prestazione dominante che non ha lasciato scampo agli avversari. La partita si è messa subito in discesa per il Nicosia, al 7° minuto lo spagnolo Baldanza ha sbloccato il risultato per poi raddoppiare appena 2 minuti dopo. Al 19° è arrivato il tris con l'argentino Lopez, abile ad insaccare dall'area piccola. Nel finale del primo tempo l'argentino Peters, subentrata da Silva, ha trovato anche la rete del 4-0 annullata però inspiegabilmente dall'arbitro. Nella ripresa il copione non è cambiato, al 53° Peters ha sfruttato un errore della difesa del Galati dal limite dell'area per siglare il 4-0. Al 78° è arrivato il quinto gol, un rinvio sbagliato del portiere, ospite ha innescato Ramos che ha servito Lopez in area, l'attaccante argentino ha superato gli avversari e depositato in rete il definitivo 5-0.
Con questa vittoria Nicosia sale a quota 7 punti, posizionandosi al quinto posto in classifica. Nel prossimo turno i biancorossi affronteranno in casa il Pro Falcone, formazione appaiata in graduatoria. Il Torre Grotta di mister Giannicola Giunta è ancora costretto a giocare lontano dal Pietro Cangemi. In attesa del completamento dei lavori del nuovo manto erboso è chiamato a invertire la rotta dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Solo un punto raccolto nelle prime 3 giornate rappresenta infatti un bottino troppo magro per una squadra costruita per ambizioni importanti dal direttore La Spada. Di fronte ci sarà però il Città di Mistretta in grande fiducia, reduce dalla vittoria interna contro la nuova rinascita, risultato che ha confermato la buona condizione e l'entusiasmo del gruppo allenato da mister Luigi Raccuglia. Il Torre Grotta si schiera con La Rosa, Ferlazzo, Leo, Misiti, Viscuso, Bonasera, Giordano, Spadaro, Morabito, Guerrera e Cannistrà. Tutto pronto per raccontarvi del film del primo tempo. 2 minuti, palla lunga per Guerrera, tiro cross, ribatte sulla parte alta della traversa e la sfera termina poi sul fondo. Al quinto ancora Torre Grotta, il filtrante di Cannistrà per Max Spadaro che davanti al portiere si presenta per la conclusione ma spreca in maniera incredibile. Intervento difensivo e palla che finisce tra le braccia di Cascione all'8. Palla illuminante di Morabito per Guerrera che si presenta davanti al portiere, ha tutto il tempo per prendere la mira ma è super Cascione a dire no in calcio d'angolo. 22esimo il Torre Grotta, lancio di Giordano per Guerrera che la mette giù, spara una gran conclusione con il destro, rimangono avanti rossoblu. Gran giocata di Cannistrà a liberare Misiti che la spara dai 35 metri e pesca il jolly della domenica. Il gol di Nino Misiti, l'Eurogol di Nino Misiti vale il vantaggio del Torre Grotta sul Città di Mistretta. 1-0, grande firma. 24esimo, Mistretta che rimane in 10, Flores calcia così Guerrera davanti al direttore di gara e viene espulso. 33esimo, Mistretta, punizione di Ripari per la testa di Neto che batte La Rosa a sorpresa nonostante l'inferiorità numerica. La Città di Mistretta si rifà sotto e pareggia. 38esimo, il Torre Grotta non rimane di certo a guardare e torna in vantaggio. La palla arriva a Guerrera che si libera perfettamente dell'avversario, si presenta davanti al portiere, è glaciale, trova il gol del 2-1. Il Torre Grotta è nuovamente in avvantaggio. 45esimo, colpo di testa di Giordano che manda in profondità Cannistrà, il pallone sfiora così il palo, finisce così il primo tempo. Tanto spettacolo, 3 gol, un'espulsione tra Torre Grotta e Città di Mistretta. Avanti la formazione di mister Giunta che effettua anche il cambio, fuori salvo Leo e dentro Crisafulli al 50esimo. Giordano per Guerrera che riesce a girarsi in mezzo a 3 avversari col sombrero, con la prepotenza fisica, col tiro che però è centrale, intercetta Cascione, sostituzione proprio per Guerrera. Al suo posto entra il talento di Sgro. Al 60esimo arriva ancora una volta un'espulsione per il Città di Mistretta, secondo giallo a Diaz per gioco pericoloso su Misiti. Restano in 9 gli ospiti. Minuto 63, cross dalla sinistra, il Torre Grotta cerca di chiudere il discorso con Cannistrà e la manona di Cascione in calcio d'angolo. Minuto 67, finisce la partita di Cannistrà, inizia quella di Rosario Rasà. Minuto 70, azione personale di Morabito che dalla sinistra riesce ad accentrarsi, salta il diretto avversario, prova il piattone che spera solamente il legno. Siamo al 72esimo, rimane vivo il Città di Mistretta. Gli ospiti infatti sono pericolosi con la conclusione di Raccuglia che viene alzata in calcio d'angolo dalla Rosa, ma al 75esimo è doppia l'occasione per il Torre Grotta e doppia l'occasione per il neoentrato Rasà che prima riceve da Giordano, controlla bene e calcia Cascione e dice no, poi Ferlazzo per Isgro che brucia il diretto avversario, prende il fondo, la mette ancora per Rasà, la sfera si alza oltre la traversa, se la ride in maniera amara Rosario Rasà quando al 78esimo il Torre Grotta parte a tutta velocità con Spadalo che recupera palla. Antonio Isgro viene servito poi al limite dell'area di rigore, Ferlazzo che serve l'assist in mezzo per Rosario Rasà che alla fine il gol lo trova e fa 3-1. Minuto 80, il Torre Grotta vuole chiudere il discorso e lo fa con Morabito che dalla sinistra mette dentro il pallone, c'è il velo di Spadaro, c'è la botta prepotente di Antonino Isgro. 4-1. 81esimo, esce Morabito ed entra in palà poco dopo, siamo all'85esimo, tocca a Zirilli per Bonasera. 88esimo, il Torre Grotta, pennellata di Giordano fuori area di rigore, Misiti blocca Cascione ma al 90esimo è pocherissimo. Torre Grotta, rosso-blu col pallone lungo per Rasà che riesce a controllarla, la fa passare ancora Rasà, limite dell'area di rigore, la piazza Rosario Rasà, che gol quello
quello che vale la doppietta, quello che chiude con il 5-1 il discorso. Il Torre Grotta vince la prima partita del proprio campionato, lo fa battendo il Città di Mistretta. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. È la volta adesso di parlare del girone C del campionato di promozione. Anche qui si è giocata la quarta giornata di andata, subito la schermata dei risultati delle partite domenicali. Brontecalcio 2024 batte Atletico Messina 2-0, Atletico Catania batte Aci Bonaccorsi Calcio 2-1, Belpasso 2014 batte Riviera Nord 1-0, vince il Santa Venerina il big match contro il Città di Aci Sant'Antonio 3-1 il risultato finale. A Valanga il Città di Mascali 11-0 contro il Santa Domenica Vittoria, pareggio tra Ionica FC e Valdinisi Calcio 2-2 ed infine Città di Mister Bianco batte Sant'Alessio 3-1. Per quanto riguarda la classifica troviamo al primo posto il Calcio Santa Venerina, 12 punti in classifica per la squadra catanese, con 10 Belpasso 2014, 8 punti per Brontecalcio e Ionica FC. Con 7 Città di Mascali, Valdinisi, Atletico Catania, 5 punti Città di Aci Sant'Antonio, con 4 Città di Mister Bianco, 3 punti per Aci Bonaccorsi Calcio e Sant'Alessio, con un punto Atletico Messina e Riviera Nord, chiude all'ultimo posto il Santa Domenica Vittoria con 0 punti. Quello che è stato un vero e proprio tiro al bersaglio per 90 minuti ha avuto un epilogo felice. L'Atletico Bronte fulmina nella ripresa dopo un dominio di ogni ordine e grado l'Atletico Messina e si piazza nei quartieri alti della classifica del girone C di promozione. Per i rossoneri è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Santa Domenica Vittoria. Con i due pari a inizio stagione contro Aci Sant'Antonio e Sant'Alessio sono 8 i punti in classifica ed un rassicurante solo gol al passivo incassato. Insomma, cartolina smile da un grigio sabato pomeriggio malettese. L'11 guidato da Gianluca Catania procede secondo programma stagionale con l'obiettivo innanzitutto di divertirsi e far divertire. Subito Ciraldo dal retrovia per Imbrosciano, Spartasi in arca per innescare Mediana Saccullo, partenza a largo cercando Ruffino, scaldati i guantoni di Previti. Capitano Refice invita sull'ascensore Saccullo, poco fuori l'area di rigore. Aspitaleri, pronto a ricevere, non riesce la stoccata, ancora per bravura dell'estremo messinese. E quindi la volta dell'assispen al 25esimo tentare la fortuna dalla distanza, servito da Spitaleri, sempre più faro illuminante del gioco. Sinistro radentissimo da parte di Saccullo che sfiora il montante. La partita è decisamente a tinte rossonere, ma servirebbe ben altro per far crollare un fortino avversario che non molla la presa. E allora sale anche Federico Catania dalla remota difesa, sponda di Saccullo e destro dal limite che non fa male. Una gran partita la disputa Samuele Montagno, maglia 28 per lui. Nel finale di tempo accende la corsia sinistra con delle giocate di rilievo. Ruffino servito, cross col fine di far inserire Saccullo in zona gol, pallone non agganciato. E allora, nuovo giro, nuovo tentativo, stavolta di Catania, più deciso, dalla distanza, conclusione con il destro, ma palla fuori. Citriglia, portiere meno battuto del girone C, un sabato di ordinaria amministrazione per lui. I peloritani lo solleticano con delle conclusioni dalla distanza e nulla più. Ricomincia così il Bronte, Montagno si conquista praterie sul settore di competenza affinando l'intesa con Ruffino. Sul cross i biancazzurri salvano di tutto e negano la gioia dell'1-0 a Spartà, pronto a colpire di testa senza fare i conti con la sfida vinta da un ospite sulla linea. Vantaggio così rinviato alla ripresa, che si apre con i protagonisti di qui sopra. Una convergenza rapida di Montagno, l'assist ficcante per Imbrosciano, pizzicato in giusto offside. Poi benissimo Caruso, una diga e mezza al campo e subito in azione per allungare all'offensiva questa palla all'indirizzo di Imbrosciano. Cross a rientrare con il mancino per Spitaleri, solo calcio d'angolo. E sulla traiettoria disegnata a giro da Caruso, un colpo di testa che sa di imprecisione sempre da parte del numero 10. Citriglia alla chiamata numero 3 del match, qui su punizione di Lembo, ma attenzione al quarto d'ora quando sull'unica falla rossonera di tutta la partita, Moauro conclude in rete da quasi 20 metri, rischiando di pescare un jolly certamente clamoroso per quel che continua a vedersi al Bonina di Maletto.
Al 18° la svolta. Il prezioso 1-0 per l'Atletico Bronte nasce da una combinata Caruso-Imbrosciano. Sul cross, smanacciato dal portiere, Ruffino batte a colpo sicuro col sinistro, l'ultimo a cadere è Previti che si arrende a Saccullo. 1-0 per il Bronte. 10 giri di lancette esatti e il meritato bis nasce da orefice, da un ispiratissimo Alfio Ruffino e da una sua cavalcata che impegna l'estremo biancazzurro in uscita disperata su Spitaleri. Il tapin vincente, sempre di Saccullo, è la doppietta che lo porta oggi a quota 3 centri in 4 gare. Per l'Atletico Bronte, doppio vantaggio e missione compiuta a un quarto d'ora poco più dal termine. Con tanta fatica, ma attraverso una prestazione che premia la coralità del gioco e una manovra fluida di assoluta brillantezza. Per poco al bomber non scappa la tripla, 2 volte e stavolta di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Entrano nel frattempo Strace, Saitta, Piazza e soprattutto Jallov Cherno, che con le sue giocate spacca il cemento armato dell'Atletico Messina, disposto a fare ancora le barricate pur sotto di 2 reti. Su di lui la guardia montata favorisce Previti che può sbarrargli la strada all'ultimo metro. Da sinistra a destra il dominio non c'è da restarsi. Strace e Piazza al lavoro. Sparta al cross, Saccullo in volo, non c'entra la porta di testa nel giro di un paio di minuti, dopo le occasioni di cui sopra. Nel segno degli applausi convinti da parte del pubblico rosso-nero. L'Atletico Bronte dunque supera 2-0 l'Atletico Messina e continua a veleggiare nei piani alti della classifica. Ostacolo Aci Sant'Antonio. Nella quarta giornata di campionato il Santa Venerina ospita l'ambiziosa squadra sant'antonese che è ancora imbattuta in stagione e che vanta un mix di giocatori esperti della categoria giovani promettenti. Partita bloccata in avvio e ritmi molto bassi, ci prova per primo il Santa Venerina. Qui Gallo recupera la sfera, poi Bella anticipa Carbonaro e alza un campanile. Lopez va a contrasto aereo e lo vince. Carbonaro ripulisce la sfera, l'affida a Sinatra in profondità per De Leonardis. De Leonardis al volo, fuori bersaglio. Il primo tempo è un'autentica battaglia e si lotta su ogni pallone, fioccano le ammonizioni, qui rischia tanto Barbagallo. Vogliono il doppio giallo in casa Santa Venerina, per questo contrasto Barbagallo De Leonardis. È solo punizione per il direttore di gara. Daniele Scapellato alza la testa, vede il movimento di Carbonaro, lo serve in profondità, in mezzo ai difensori Carbonaro all'1 contro 1, prova la sterzata, lo ferma Bella in calcio d'angolo. Ospiti molto attenti in fase difensiva e pronti a ripartire in contropiede, come in questo caso. Sciuto porta via palla Spampinato a grande velocità, lo accompagna Ricciardello, lo serve Sciuto, Ricciardello è sinistro, fuori di poco. 36esimo, Gallo scodella per il neoentrato Lopresti, il controllo, si gira, poi scarico a sinistra per Fichera, 1 contro 1 con Lopez che lo ferma. Ancora Fichera, punta stavolta Cunzolo, il rientro sul destro, il cross che diventa un tiro, palo interno e poi Gulli allontana. Subito un cambio in avvio di ripresa per mister Calvaruso, qualcosa non va in attacco, si passa al 4-2-3-1, fuori Cunzolo un centrocampista, dentro Crisiglione un attaccante. Giannetto allarga per Barbagallo lancia in profondità per Fichera, la spizzicata verso Lopresti si invola verso la porta, Lopresti col destro, imparabile per Maniscalco. Al 4° minuto della ripresa l'Aci Sant'Antonio va in vantaggio con Marzio Lopresti. Padroni di casa che provano a reagire immediatamente, punizione di Daniele Scapellato. Morbida al centro per Carbonaro di testa, ghiotta chance sprecata dal numero 7. Scocca l'ora di gioco, Sinatra torna all'indietro e chiama in causa Gulli per De Leonardis, si gira De Leonardis, scarico di nuovo su Sinatra da fermo, grande cross per la testa di Crisiglione che non sbaglia, salvo Crisiglione, grande impatto dalla panchina, primo gol in campionato ed è un gol pesante che vale il pareggio. Continua ad attaccare sulle ali dell'entusiasmo il Santa Venerina. Gulli per Fabrizio Scapellato, di prima per Sinatra, appoggio per Crisiglione, grande azione, Crisiglione da fuori, sopra la traversa. Punizione da posizione interessante, la batte Sinatra direttamente in porta, si fa trovare pronto Biondi che respinge. Alleggeriscono la pressione sant'antonesi, rimessa di Motta, dentro l'area per Fichera appoggia per Liccerdello, conclusione alta. Forcing finale della squadra di Carvaruso, rimessa lunga di De Leonardis per Sinatra. Giannetto lascia passare Sinatra col destro, Biondi si oppone, poi Carbonaro sotto porta, colossale occasione. 7 minuti alla fine, calcio d'angolo battuto da Sinatra, sul secondo palo per Carbonaro di testa, Nino Carbonaro beffa Biondi con una traiettoria a pallonetto, 6° gol in campionato per il numero 7, gol che vale il sorpasso, Santa Venerina in vantaggio.
Secondo cambio per mister Calvaruso, esce proprio Carbonaro. Al suo posto dentro Pietrograsso. Terzo dei 5 minuti di recupero concessi, piazzato di Daniele Scapellato. Corto per Sinatra, Sinatra braccato dai giocatori, riesce a resistere, cross dentro per Crisiglione, la doppietta di Salvo Crisiglione, chiude i conti, 3-1 e terzo assist di giornata per Salvo Sinatra. Cuore, carattere e soprattutto gruppo, la sintesi perfetta della vittoria odierna del Santa Venerina che dopo un primo tempo delle poche occasioni ed essere andato sotto all'inizio ripresa, reagisce e conquista 3 punti di grande importanza anche sul piano morale. In una giornata non brillante, la squadra di Calvaruso ha messo in campo la resilienza che serve assolutamente in questa categoria. Sabato prossimo, quinto turno di campionato con i rosso-giallo-blu che faranno visita al Santa Domenica Vittoria, con l'obiettivo di dare continuità al trend positivo. Questo colpo di testa di Nino Viaggio al 90° consegna la terza vittoria consecutiva al Belpasso, che diventa vice capolista solitario dopo 4 giornate del girone C. Prova superata con lo Riviera Nord, 11 messinese capace di giocarsela a viso aperto e dalla classifica bugiarda. Presentatosi al Nuccio Marino con soli 2 punti, è apparsa squadra di categoria capace di imbrigliare gli atenei soprattutto nella ripresa e di concedere pochissimo in zona offensiva. È una vittoria, la quinta complessiva di tutta la stagione, compresa la Coppa, e con un solo gol al passivo in 6 gare, che acquista ancor più valore, giunge a una settimana dalla trasferta di Nizza col Valdinisi, capace ieri di imporre il pari alla Ionica, inseguitrice della vetta, e di porsi tra le candidate per un posto al sole. A sorpresa Barberi è titolare nell'11 belpassese di Manca, panchina per Castelli. Di Luca la prima chance per l'1-0, tiro a fil di palo del capitano di giornata, e avversario che pare intimorito dalle prime battute, almeno per tutto questo primo tempo. Ma un'avvisaglia firmata a Portovenero, un nome d'eccellenza per la categoria, fa capire che non sarà così. La grinta di Falsaperna, pronto a fare salire i suoi, decine di metri palla al piede, Luca porta ad un passo dal gol in serra, il palo gli nega la terza partita di fila con reti per il centravanti. Il Belpasso mastica sfortuna e non poco per poi reclamare un penalty alla mezz'ora quando su una palla tempestivamente salvata in uscita da Gualberti su in serra, ancora assistito da Luca, Santonocito finisce a terra con il presunto aggancio di un difensore avversario. Fa proseguire l'arbitro Franza di Ragusa tra le proteste. Portieri ancora all'opera, quello della Riviera su Luca e dall'altro lato la Rosa, questa l'unica chiamata seria da parte del portiere per un Belpasso che in effetti non rischia ed anzi rilancia con lo strepitoso Damiano Alberio, bravo a spezzare un possesso ospite e mettere in condizioni Santonocito di presentarsi a tu per tu con Gualberti. Incredibile, la palla gol sprecata proprio sul duplice fischio che dice reti bianche all'intervallo e che anticipa una calma piatta generale per buona parte della ripresa. Il Belpasso si presenta con Castelli al posto di Barberi, poi con Antonio Laspina al posto di Alberio in mezzo al campo. La gara non decolla e di conseguenza gli arancioni di casa. A mettersi di traverso anche un infortunio pesante rimediato da Inserra, innescato da Longo prima e Luca poi. La corsa del centravanti si ferma sullo scatto in direzione porta. Un muscolo cede, manca deve ricorrere al terzo cambio, entra Giuseppe Marino e va in corsia. Castelli si pone al centro dell'attacco e siamo al quarto d'ora. Subito prove di intesa tra i due serviti da Calì. Diversi gli offside segnalati in questo secondo tempo, tutti letti opportunamente dal secondo assistente Schembari di Ragusa, compreso questo che fa intrappolare Castelli quando cade alla mezz'ora. Contestabile invece questo episodio che giunge dentro un contropiede belpassese. Marino è pronto a involarsi in porta, viene pure beffato con un giallo su un fallo che sembra non esserci. Il clima si surriscalda un po', il Riviera continua a non concedere spazi. Altro giro ai box, lascia Luca e l'ultimo cambio di giornata in campo. La carta da giocare è un 2008 e si chiama Cristiano Sapere. Al minuto 89 la chiave per vincerla. Tomarchio al lavoro in mezzo al campo, coadiuvato dal pressing di Sapere sul rilancio ospite. Falsaperna va in possesso, si accentra e accompagna lo sviluppo, mettendo in moto la zona sinistra con i soliti Marino, Santonocito e Castelli. Stavolta al primo riesce la conquista di una punizione, ma il triangolo tra i tre è un capolavoro soprattutto per la lucidità che si mantiene viva a ridosso dell'extra time. Tomarchio su calcio di punizione la disegna così per Viaggio, 1-0 e primo gol in stagione per il difensore. Un gol da peso massimo e il punto che vale il secondo posto in solitaria dopo 4 giornate per il Belpasso.
stata dura, diciamo, perché abbiamo incontrato una squadra veramente forte che ci ha messo anche in difficoltà, specialmente nel primo tempo, però io penso poi i ragazzi diciamo, ce l'hanno messa tutta e alla fine diciamo, siamo stati premiati e siamo riusciti a vincere questa partita. Sicuramente siamo soddisfatti, però non bisogna mollare, bisogna sempre fare le cose come è giusto fare, allenarci bene e niente, la squadra sta facendo bene, specialmente nell'allenamento e niente, speriamo che le cose continuino così. E chiudiamo a questo punto il campionato di promozione parlando del girone D. Due sole squadre in vetta nel girone D del campionato di promozione, ma diamo uno sguardo subito con la schermata ai risultati di domenica. Santa Croce Soccer batte Pro Ragusa 2-0, Atletico Megara batte Gela 3-1, Città di Canicattini batte Scicli 3-2. Vince 3-0 il Noto Calcio contro il Frigintini. Vince anche il Priolo FC 4-0 contro la Gimminica Scordia. Fuori casa la vittoria del Calat 3-1 contro il Serra di Falco, così come vince fuori casa anche l'Acragas 1-0 contro la Sommatinese Calcio. E come vi avevo già anticipato, in testa troviamo due squadre, Priolo FC ed Acragas, entrambe appaiate a 12 punti, con 9 Città di Canicattini e Santa Croce Soccer, con 7 punti Atletico Megara e Gimminica Scordia, 5 punti per Noto Calcio e Sommatinese, con 4 Pro Ragusa e Serra di Falco, 3 punti per il Calat, con 1 punto Scicli e Gela, ultimo in classifica il Frigintini con 0 punti. L'Acragas di mister Sebi Catania continua a volare a punteggio pieno dopo le prime 3 giornate del campionato di promozione. La formazione agrigentina condivide la vetta del girone D con il Priolo e si prepara all'esame sommatinese, reduce la vittoria sul campo del Gela per tentare la prima mini fuga in campionato. Cipolla e compagni forti di un percorso netto in Coppa Italia Promozione cercheranno continuità dopo la vittoria e rimonta firmata da Tripoli e Giama contro il Nodo Lesseneto. Non poteva sperare in un avvio migliore il presidente Laporta, che dovrà mantenere alta la motivazione dei suoi, consapevoli che l'obiettivo stagionale è ancora lontano, 23 giornate e richiede concentrazione e determinazione. Formazioni: sommatinese con Luigi, Brancato, Lagognata, Pulci, Scuderi, Pira, Puccio, Cantavenera, San Filippo, Bamba Vaccaro. Risponde l'Acragas con Manna, Camilleri, Cipolla, Nodo, Fragapane, Rizzo, King, Marchica, Giama, Te Lopez e Tripoli. Dopo 10 minuti la prima sortita offensiva è degli ospiti, palla lunga per Tripoli che così riesce a disimpegnarsi, forse anche fallosamente, nulla per il direttore di gara e per l'assistente Para Giardina. Poi al 17esimo il cross di Camilleri viene intercettato con un braccio da un difensore avversario, calcio di rigore. Cristian Giama fa 0-1, ennesima rete in questo avvio di stagione per il centrocampista con la maglia numero 10 sulle spalle del gigante. Al 35esimo il rinvio da parte di Giardina trova il colpo di testa di Cipolla, che però libera Vaccaro, si coordina anche bene il numero 20, di poco fuori il suo tentativo. 39esimo rimessa laterale che sorprende Cipolla, prova a inserirsi ancora Vaccaro che colpisce la traversa. 46esimo tentativo da fuori di Giama, diventa praticamente un assist per Marchica, colpo di testa sventato da Super Giardina. Finisce così il primo tempo sommatinese 0, Acragas 1. Fino a questo momento al 17esimo è decisivo il rigore di Giama che ci riprova al 52esimo su calcio di punizione leggermente al lato. 67esimo rimessa laterale, la palla rimane lì incastrata in un flipper alla fine. Para Manna. 71esimo l'episodio che di fatto decide la sfida, perché c'è questa spinta presunta tale di Nodo su Bamba che viene punita con un calcio di rigore. Bamba dal dischetto, strepitoso col piedone Manna che evita il gol del pareggio e di fatto congela una partita che nel finale vede gli animi tesi, vede gli animi roventi, ma che permette all'Acragas di vincere ancora. E 0-1 sul campo della Sommatinese grazie al calcio di rigore di Giama e al rigore parato di Manna. Un cordiale saluto amici sportivi e come sempre alla prossima. Dopo i 4 gironi del campionato di Serie D, adesso brevissima pausa pubblicitaria e poi subito dopo con la schermata e i risultati e anche qualche immagine del campionato di prima categoria.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, la seconda parte della nostra trasmissione, mentre vi ricordo che la prima parte va in onda il mercoledì alle 15:30. In quel caso parliamo soprattutto di Serie D e di eccellenza, mentre invece nella puntata serale del giovedì alle 21 riflettori puntati soprattutto sul campionato di promozione ma anche sul campionato di prima categoria. E parliamo proprio di prima categoria con le schermate riguardanti i risultati, le classifiche e le sue immagini. Buon pomeriggio, qui per la quarta giornata del girone D della prima categoria Sicilia. Ci troviamo al Sorbello Stadium di Visconte per Virtus Messina Città di Santa Teresa. La Virtus Messina che si schiera in campo con Raimondi tra i pali, Freni, Teleo, Maisano, Busà, Portanova, Romeo, Palatino, Caliga, Letta e Augliera. Risponde il Città di Santa Teresa con Gugliotta, Anchicia, Lombardo, Ferraro, Manuli, Gaeta, Catania, Smiroldo, La Forgia, Gaeta e Principato. Si può partire con il fin del primo tempo. Possesso palla del Santa Teresa, il pallone dentro il rigore che arriva a Gaeta che calcia con il sinistro. La risposta di Raimondi.
Il pallone gestito da Portanova che se la porta avanti, lo scambio con un compagno, Portanova in area di rigore, calcia con il destro, d'esterno piede trova il gol del vantaggio della Virtus Messina e 1-0 ha segnato William Portanova. Bello il tocco d'esterno. Catania con il pallone, serve un compagno dentro le rigore per Principato che viene messo giù da Maisano. Sarà calcio di rigore per il Città di Santa Teresa, segnalato dal direttore di gara. Alla battuta si presenta Smiroldo che calcia con il destro, palo rete, aveva intuito Raimondi ma non c'è nulla da fare per l'estremo difensore della squadra di casa. È 1-1 il punteggio, ha segnato Smiroldo. Lancio in profondità, il pallone che arriva a Ferraro che lancia in profondità, Principato che mette dentro l'area di rigore per Gaeta che di poco manda al lato davanti a Raimondi. Possesso rubato da parte di Gaeta che può avanzare con il pallone, serve dentro l'area di rigore Principato solo davanti a Raimondi e la gran parata di Manuel Raimondi a negare il gol del vantaggio al Santa Teresa. Rivediamo qui lo strepitoso intervento. Possesso ancora della Virtus, il pallone rubato sempre da Gaeta che questa volta manda al lato di poco il pallone. Possesso Virtus e sempre pressing della squadra ospite con Ferraro che ruba il pallone, riconquistato, ancora Ferraro con il pallone, Ferraro calcia con il destro, arriva il gol di Francesco Ferraro che porta in vantaggio il Santa Teresa, non può nulla sulla conclusione Raimondi, gol meraviglioso di Ferraro. C'è un lancio in profondità a cercare nell'out sinistro Busa che ha un buon controllo verso l'area di rigore, viene messo giù Busa ed è calcio di rigore secondo il direttore di gara. Ecco il fallo su Busa, è un rigore per parte. Sul dischetto si presenta Calì parte dal dischetto con il destro e colpisce il palo, sfortunato qui il calciatore in maglia giallorossa. Gestisce il pallone Ferraro, serve Catania, largo a destra, libero un compagno, può mettere il cross, lo fa adesso, stacca di testa Principato, la risposta di Raimondi, alla fine Smiroldo mette il pallone alto. Possesso tra i piedi di Smiroldo che serve dentro l'area di rigore un compagno che scarta un avversario, il pallone dentro l'area di rigore, si avventa Ferraro che con la doppietta personale trova il gol del raddoppio e 3-1 per il Santa Teresa in casa della Virtus. Un altro gol bellissimo con un ottimo inserimento da parte di Ferraro. Pallone gestito dal Santa Teresa nell'out destro. C'è un cross dentro l'area di rigore per Gaeta che può solo controllare il pallone, allora mette dietro per Lombardo che controlla, calcia con il sinistro e trova il gol del 4-1, forse con leggera deviazione. Quarto gol di giornata per il Santa Teresa, ha segnato Lombardo. Calcio di punizione battuto veloce da Gaeta dentro l'area di rigore, c'è Garufi che calcia con il destro, eccolo qui il gol del 5-1 che mette in ghiaccio la partita, ha segnato il neoentrato Garufi. Smiroldo con il pallone, serve nell'out sinistro un compagno che mette il cross dentro l'area di rigore con Principato che calcia con il destro, pallone di poco al lato, vicini al 6-1. Cambio nelle fila della Virtus, esce un grande Raimondi, al suo posto fa il suo ingresso in campo Anfuso. Gestione del possesso ancora per il Santa Teresa con questo sinistro verso la porta, risponde Raimondi, poi sull'area spinta si avventa un compagno e colpisce il palo. Triplice fischio del direttore di gara, finisce 5-1 la quarta giornata del girone D della prima categoria Sicilia, vince il Santa Teresa in casa della Virtus. È tutto amici e amiche e alla prossima!
quarta giornata nel girone D di prima categoria. Il Real Italia va a caccia dei primi punti di questa stagione, ospita il Calcio Furci che invece occupa il terzo posto in classifica, quota 7. Real Italia che scende in campo con Messina, D'Angelo, Bonaccorso, Ciraulo, La Monica, Mastroianni, Guccione, Bonamonte, Zoccoli, Acquaviva e Trimarchi. In panchina con il tecnico Lorenzo Peditto ci sono Minissale, Ruffo, Sidibe, Costa, Pino e Codraro. Risponde il Furci di Alessio Camarda con Bartolotta, Spadari, Vaccaro, Mifa, San Filippo, Isgrom, Conate, Romeo, D'Amico, Rizzo e Pandolfino. Subito Conate in aria che resiste alla carica, il tocco per D'Amico, una serie di rimpalli subito pericoloso. Il Furci si salva in qualche modo, la difesa del Realità, la Conate la mette dentro, il colpo di testa a liberare un po' corto, Rizzo, conclusione deviata, sarà calcio d'angolo. Riparte ancora il Furci, sta giocando bene la formazione ionica in questo avvio, la sventagliata su Conate onnipresente nel reparto d'attacco del Furci e fa anche gol. Subito a segno Conate, la sventagliata, il tiro sul primo palo dopo l'ottimo controllo. Realità la costretta subito a inseguire, sorpreso Messina sul primo palo. Zoccoli sul punto di battuta col sinistro, la palla non scende, si perde alta sopra la traversa. Il lancio in profondità, Conate è scatenato, lo insegue Guccione, l'1 contro 1 tra i due numeri 7, Conate sguscia, la mette all'indietro, il piattone che si perde di poco alto, ci ha provato Pandolfino. Agisce a destra stavolta il Furci, Pandolfino, Conate è sempre dentro, però Rizzo controlla il diagonale vincente, sospetta però la posizione di Conate, la palla sembra passare sotto le gambe del 7 che disturba Messina. Ci potevano essere gli estremi del fuorigioco in questo caso. D'Amico lancia ancora Conate, il tocco con l'esterno su Pandolfino, entra in area Pandolfino, chiude il diagonale che è un po' troppo stretto e si perde di poco al lato, a un passo dal tris il Furci. Si riparte quindi con Ruffo tra le file del Real Italia. Conate, la palla sul secondo palo, smanaccia Messina che poi fa un miracolo clamoroso sulla conclusione potente di Romeo. Ancora Conate che alimenta l'azione, Messina in un paio di tempi, ma rivediamo la splendida parata del portiere del Real Italia su Romeo. La rimessa con delle mani, lo stop di petto verso Pandolfino, poi il traversone dentro, un tiro cross di Isgro che Messina smanaccia in calcio d'angolo. Ancora Isgro, schema molto simile a quello precedente, poi lo scambio con Spadari sinistro, Messina in pomeriggio di grazia. Il lungo lancio verso Isidoro Acquaviva, bel controllo del capitano che la mette dentro su Trimarchi che arriva a rimorchio, lo stop di Trimarchi sinistro, in qualche modo Bartolotta la blocca. Conate, lo scarico verso il compagno, adesso D'Amico, ottimo movimento di D'Amico ed un'azione che adesso diventa molto pericolosa per il Furci, calcia D'Amico, Messina si distende, poi ci prova Rizzo ma è fuori gioco in questo caso, ferma tutto il signor Laporta. Acquaviva si gira al limite, la palla scaricata su Bonamonte che entra in area, conclusione poi col sinistro. Cerchio di centrocampo, l'azione del Furci, bello il velo per Conate che calcia ancora col destro, Messina fa l'ennesima parata di questo secondo tempo che ha vissuto da grande protagonista. Alla messa dentro in verticale su Trimarchi, si salva in qualche modo Bartolotta. Palla girata su Bonaccorso che viene spinto anche abbastanza nettamente, fa giocare il signor Laporta, ci potevano essere gli estremi per la massima punizione in questo caso. Lancio in profondità, Realtà che sta provando con tutte le forze almeno ad accorciare le distanze, Bonamonte dal limite, palla che non scende, si perde alta. Una buona ripartenza del Realtà, ancora Bonamonte ha un po' di spazio, conclude lui col destro, Bartolotta si rifugia in calcio d'angolo. Uno schema, tiro dalla bandierina del Realtà, Acquaviva dal limite centrale col sinistro, blocca in due tempi Bartolotta. Ed era anche l'ultima azione della partita perché arriva il triplice fischio del signor Laporta, la vince nel primo tempo il Furci, Realtà che resta a quota 0, Furci che invece sale a 10.
Con il consueto rullo dedicato al campionato di prima categoria abbiamo concluso lo spazio di penalty, in onda il giovedì alle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi ci vedremo chiaramente mercoledì a partire dalle 15:30 ed in quel caso parleremo di Serie D ma anche del campionato di eccellenza. Appuntamento a tra 7 giorni. Für die Saint-Louis, Nummer 11, Claude. Doppio appuntamento con penalty, il mercoledì alle 15:30 ed il giovedì sera alle 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Da non perdere!